A me non sarebbe successo. Sicuramente no, fortunato e non lo sa. La fortuna è cieca, si dice. Questa volta però non è solo la dea bendata a non vederci, ma anche il fortunato giocatore che a Mogliano Veneto ha vinto ben 100.000 euro giocando la schedina vincente al Superenalotto dell'estrazione speciale di Pasqua presso questa edicola cartoleria di Via Zermanesa. Ad oggi nessuno è mai entrato qui per incassare la vincita. C'è un giallo, perché? Che insomma è passato un po' di tempo, può essere che il cliente fortunato abbia o smarrito oppure sia confuso con l'estrazione del 31 marzo, perché l'estrazione era doppia, praticamente c'era l'estrazione per i 120 milioni in palio e in più ce n'era un'altra di 100 premi da 100.000 euro per Pasqua praticamente. Probabilmente guardando solo per l'estrazione quella di numeri sopra non ha guardato i codici in basso e magari può averla cestinata. Per questa attività, aperta ormai da 8 anni, si tratta della vincita più elevata di sempre, una cifra importante che farebbe comodo a tanti. Ma sicuramente comprerei uno strumento nuovo a mio figlio che ne ha bisogno. E poi si vedrà una bella vacanza, prima di tutto, no? C'è comunque altro tempo per ritirare la somma, sempre se il vincitore si accorga che la fortuna ha bussato alla sua porta. Sì, il vincitore ha ancora tempo perché dalla data di scadenza ci sono 90 giorni per riscuotere il premio.